Amici bellini, buongiorno. Per il video di oggi io mi faccio aiutare da un amico, un nuovo amico che ho conosciuto qui su YouTube, che veramente la sua personalità e anche il suo ben fare questo mestiere a tutti gli effetti. Io sto rubando piccoli suggerimenti da lui perché è veramente uno bravo. E insisto, io stamattina ho pianto di nuovo e sono momenti complicati, ecco perché mi faccio aiutare nella collaborazione e voglio parlare di calcio giocato, non voglio dare spazio e pubblicità a gente che continua a spalare fango e veramente non meritano. Io potrei fare più visualizzazioni e più iscritti se mettessi nel titolo: ah, quello ha detto che quell'altro ha detto. Non lo faccio perché non meritano nemmeno una visualizzazione in più queste persone che lo fanno apposta per speculare su Diego. Quindi non esiste proprio. Oggi niente sponsorizzazioni, niente di niente perché non si fa e basta, e basta. Vi consiglio, se vi interessa sapere le robe di Diego, andate a cercare l'intervista a Marino Bartoletti, andate a guardare Adani che piange e andate a sentire un pochino in giro, capirete l'uomo, perché qua vogliamo giudicare l'uomo, capirete l'uomo, ma senza indugio, perché questo video sarà lungo, vi lascio all'intervista con il grandissimo Asso di Roma, intervista che sarà divisa in due parti, quindi questa è la prima parte qui, sul suo canale, poi troverete il link in descrizione, troverete la seconda parte dove io gli parlo del Napoli. Buon ascolto. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Amici bellini, è un mio onore e piacere presentarvi il grande Asso di Roma che ci sta onorando della sua presenza perché dobbiamo parlare un po' di questa partita che si avvicina. Grazie Asso, benvenuto. Signori, buonasera a voi, buonasera a Valerio, buonasera a tutti, comunque sia gli iscritti del canale del Buon Caffè Napoli. È un piacere, comunque sia, troppo buono, vale con queste sponsorizzazioni, troppo buone. Comunque sono fiero e orgoglioso di stare qui con voi, di partecipare a questa bella intervista con Valerio. Ti ringrazio tantissimo. Allora, prima di tutto, non lo so, mi vedi, io mi sono svegliato da poco e sono ancora un po' distrutto. Ti volevo lasciare un attimo una parola perché io ho resistito il primo giorno. Oggi, dopo 2 giorni, ho pianto di nuovo e non mi riprendo più. Ci sono le immagini che conoscevo già a memoria, che però rivedendole oggi mi fanno malissimo. Un solo esempio, l'amichevole che fece ad Acerra nel fango per raccogliere fondi per i bambini, dove lui poi cioè gioca a pallone e ce la mette tutta. E in quel caso c'è una cosa che non molti sanno, che praticamente lui c'era un'assicurazione per gli infortuni, Ferlaino non la voleva fare, la pagò lui di tasca sua perché voleva fare questa cosa. Tu hai fatto un video su Maradona che io ho visto molto toccante, una parola. Ma una è riduttivo, non basterebbero 1 milione di parole a fare monologhi e monologhi per descrivere quello che è stato ad oggi, è stato prima e lo è tutt'oggi il campione assoluto, il calciatore più forte di tutti i tempi. Ripeto, trovo difficoltà anche perché è un calciatore dove io ho sempre attestato, dove ho sempre testimoniato che è il più forte di tutti per me, per come intravedo io il calcio, per come mi piace a me il pallone. Maradona ha dato tanto a livello sportivo, ha dato tanto a livello calcistico, si è fatto apprezzare anche nell'ambito di vita normale, perché per chi se lo scorda ha sempre fatto tanta beneficenza, si è sempre predisposto per il prossimo, ha sempre aiutato la sua Argentina, ha sempre aiutato persone in difficoltà. Ricordo volentieri in alcune interviste rilasciate all'epoca che c'erano delle persone, anche degli stessi bambini, che lo incontravano per strada, gli facevano: che bellissimo orologio che hai, Diego, e lui gli regalava l'orologio. Qualsiasi era il valore, però è anche proprio il gesto, no? Quindi a me dispiace che ci sono state, sono sincero Valerio, mi dispiace che ci sono state ad oggi affermazioni fatte da alcuni giornalisti e cantanti, senza fare i nomi, perché non voglio dargli troppa importanza, Bravissimo. che hanno avuto il coraggio
di tirare secchiate di merda verso una persona che ad oggi non è più con noi e non si può difendere. È facile fare i forti quando quella persona non ti può più rispondere, è facile così. Dovevate farlo prima, in modo che lui si poteva difendere e vi poteva rispondere. Gli avete imputato che è un drogato, che è un alcolista, ma lui non si è mai, la gente si scorda che non si è mai nascosto. L'ha detto lui in primis: se io non avevo dei vizi, probabilmente avrei dimostrato più di quello che ho fatto vedere, nonostante avevo tutti questi vizi, sarei stato ancora più forte. Quindi è inutile andare a giudicare una persona che non si è nascosta dietro un dito e faceva così per non farsi vedere. Si è messa a nudo davanti a tutti, nonostante i suoi pregi, i tantissimi pregi e i suoi difetti, che hanno condizionato la carriera in parte, per carità di Dio, ma per quanto può essere stata condizionata, risulta ancora l'uomo e il calciatore più forte del mondo. Pensa, Pensate, pensa un po'. pensa, pensa Valè. Quindi dispiace perché sia finita così. Sono stati giorni terribili. Io appena ho preso la notizia, da sportivo, da romano, da romanista, non mi sono nascosto. Non è che ho fatto chissà che cosa, oddio, lo faccio, non lo faccio. Io appena ho letto la notizia che stavo sistemando una cosa al computer, bam, ho acceso e ho girato quello che mi sentivo. Infatti c'è anche una commozione finale dove ho stoppato, perché lì ho cominciato a fluttuare lacrime. Non sono lacrime da coccodrillo, perché non me ne entra in tasca niente. Che me ne interessa a me, fondamentalmente? Prendere 2000 iscritti del Napoli, che mi No, ma comporta? Non è una oltretutto, cosa, è una cosa che... altrimenti avresti continuato a girare, invece ti sei fermato Sì, sì, ho premuto, c'avevo proprio la mano, ho visto, ho preso click subito, E quello spazio. dimostra, non c'è proprio niente da non, aggiungere. non c'ho da speculare, non c'ho da fare altri 150 video per far sì che devo monetizzare e fare soldi su YouTube sulle spalle di una persona che non c'è più. Qui ho il piacere di ricordarlo con te in maniera, mi sento un po' più a casa, no? Con te, perché comunque sia sei napoletano, e Diego l'abbiamo visto tutti quanto ha dato al Napoli, a Napoli, non solo al Napoli, Esatto. a Napoli, e Napoli quanto ha dato a lui, perché l'abbiamo visto tutti, ci sono filmati che fanno notare come la piazza di Napoli all'arrivo di Maradona, un San Paolo contenente 75.000 persone, ce n'erano 100.000 dentro, una sopra l'altra, accatastare per vedere soltanto palleggiare Diego Armando Maradona. Ripeto, spiace che sia finita così, probabilmente lui sapeva che in un modo o nell'altro poteva finire così, era cosciente, ecco perché capisco il suo nervosismo degli ultimi tempi, non era una persona tranquilla, era diventata una persona ansiosa, smagnosa, anche perché fondamentalmente di vita non gli manca niente, ha tutto, moglie, compagne, figli, cioè non gli manca niente, soldi, non gli è mai mancato niente. Che cos'è che turbava l'animo e l'aspetto mentale di Maradona? Questo fatto qui, che sapeva che non aveva una buona condizione di salute e poteva succedere un qualcosa di brutto. Quindi io lo ringrazio anche se non mi potrà ascoltare, non ci potrà ascoltare o lo farà per vie traverse da lassù. Lo ringrazio per quello che ci ha regalato. Io sono un classe 87, mi reputo fortunato nonostante ero piccolo, però con gli aneddoti e con quel poco che ricordo, le gesta di Maradona sono roba che ti mozzano il fiato. E ripeto, la gente che si diverte a tirare secchi di merda nei confronti di una persona che non c'è più si devono vergognare. Come, e chiudo la parentesi, Valerio, ti lascio parola, quelle due persone che hanno lavorato per le onoranze funebri che hanno svolto ieri il funerale di Diego Armando Maradona hanno aperto, quindi hanno violato un qualcosa di privato, hanno aperto la bara di Maradona, hanno aperto l'involucro, quella sacca dove era contenuta di seta, e uno addirittura gli ha messo la mano sulla fronte. Vi dovete vergognare, col pollice così, la mano sulla fronte, perché cosa hai voluto dimostrare? Così stai speculando su qualcosa che veramente non ti appartiene. Una vergogna assoluta, neanche quando muori puoi essere lasciato in pace, neanche quando muori. È la vergogna. Comunque, Diego, ti mando un abbraccio, un bacio grandissimo e ti auguro che la terra veramente ti sia lieve e che tu possa insegnare anche a miglior vita a giocare a pallone, a far vedere quello che tu hai mostrato a noi in vita terrena. Ciao Diego. Grazie per la tua testimonianza e non aggiungo altro in merito, si è detto ed è giusto dirlo anche in difesa, come hai detto tu, di una persona che non si può difendere più e che
Veramente sta regalando ancora da morto notorietà a chi non la meriterebbe e emozioni a chi le merita, e questa è la sua grandezza infinita. Asso, io insomma, questo video sarà poi diviso in due parti, faremo una prima Sì, parte da me e una seconda da te, quindi invito tutti a seguire ovviamente il canale Asso di Roma e proviamo per il nostro, insomma, noi vogliamo parlare del calcio perché anche Diego certo. vorrebbe che noi parliamo di calcio e Certo. ci avviciniamo a questa sfida Napoli-Roma dopo le partite di Coppa di Europa League. Come hai visto la Roma? Perché io ovviamente non l'ho potuta vedere. Come hai visto la Roma in Europa League? Ma è stata una partita che intanto è stata molto condizionata dall'aspetto climatico, facevano meno 2 gradi, quindi c'era Mm. alto rischio infortuni. Fortunatamente Fonseca è stato bravo a gestire delle situazioni in campo anche intervenendo con gli stessi cambi. Il primo tempo, sono sincero, il primo tempo siamo scesi non molli, però troppo adagiati sul fatto che comunque sia, anche con le riserve, anche con le seconde linee, eri più forte perché veramente loro non hanno fatto un tiro in porta a parte il secondo che due tiri striminziti con due parate facili di Paolo Lopez. Al secondo abbiamo cominciato a giocare a pallone, abbiamo fatto 2 gol, lo ammetto, il primo è un autogol di Veretù e il secondo è un rigore che secondo me è troppo generoso, troppo generoso, perché Mkhitaryan aveva calciato, ma basta per portare in cascina questa qualificazione ai 16esimi d'Europa. Ripeto, è stata una Roma spenta al primo e al secondo molto meglio perché si sono cominciate a vedere proprio le differenze e le distanze che ci sono tecnico e tattiche tra le due squadre. Quindi passaggio meritato, ripeto, partita un po' condizionata dall'arbitro che si è inventato questo rigore perché il VAR in Europa League ai gironi non c'è, partirà dai 16esimi. E niente, passaggio meritato, ripeto, abbiamo anche preservato le energie in vista di questo Napoli-Roma che a mio avviso, diciamo, stanno caricando un po' troppo. Io ricordo sempre a tutti che è una nona giornata di campionato, ce ne sono altre 29 di fronte, quindi è un campionato allo stato primordiale, 9 giornate, quindi calma. È una partita di cartello, è una partita che verrà giocata sicuramente, per come la vedo io, Valerio, a viso aperto. Si affrontano due grandi squadre. Qualitativamente il Napoli io l'ho posizionato da prediction terzo in classifica perché è una rosa ampia e di qualità. La Roma ce l'ha un po' più ristretta nei 24, ce l'abbiamo un po' più ristretta nei 24, ma sempre qualità. Veniamo perlomeno noi da un buon momento fisico e mentale. Ripeto, una partita che verrà giocata a viso aperto e presumo che verrà fuori un gran calcio anche per omaggiare il signor Diego Armando Maradona, non cocainomane come lo descrivono tutti, ma il signor Diego Armando Maradona. Quindi spero che vinca soprattutto la sportività. Non ci si meni, non si facciano drammi, non cominciamo ad enfatizzare. Voglio una partita maschia perché il calcio è bello perché è maschio, e non, se no si mettevano tutti il tutù e facevano tutti le ballerine. La partita maschia, viso aperto, e che vinca il migliore in totale serenità. Ripeto, non è una partita che ti cambia la stagione, ti dà un impulso forte a livello mentale se la vinci, perché vinci contro una squadra forte, o viceversa, il Napoli vince con la Roma vince col Napoli. Se finisce X si abbracciamo e se vedremo a ritorno. Assolutamente sì. E poi per gli amici del canale che magari non hanno visto abbastanza la Roma, puoi ipotizzarci, al di là della formazione, insomma, che magari lascia il tempo che trova, alla fine l'atteggiamento in campo che la Roma sta avendo, visto che avete già affrontato grandi squadre, se è un atteggiamento un pochino più guardingo o comunque a viso aperto. Allora, a secondo degli avversari, da quello che sto vedendo in queste prime 8 giornate, perché la nona sarà col Napoli, tra Coppa e campionato, Vale, ti posso dire che è una Roma che ha cambiato atteggiamento dal punto di vista del gioco, ma siamo aggressivi, cioè aggrediamo l'avversario, non siamo nella sottomissione. Veniamo a prendere gli avversari già nella loro metà campo con un bel pressing, un forte pressing. Abbiamo dei palleggiatori importanti lì davanti che sono Mkhitaryan e Pedro, che fanno tanto girare bene la palla, quindi verticalizzazioni e affondi sulle corsie, magari per qualche palla filtrante o per Dzeko o per qualche taglio dei centrocampisti all'interno. Diciamo che è cambiata una struttura e abbiamo un gioco che tende a predominare l'avversario. Di fronte ovviamente abbiamo un Napoli che altrettanto ha un gioco molto aggressivo, un gioco che anche lui, anche lei
o lui o lei, come vi piace di più ragazzi, sviluppa sulle corsie esterne perché ha dei velocisti importanti, ha un Lozano a destra, un Insigne a sinistra, comunque sia c'ha una catena di centrocampo dove mancherà Bakayoko, che secondo me per voi è un'assenza pesantissima, perché è pur vero, sì, posso mettere Diego Demme o Zilischi o Fabian Ruiz, però il mediano vero come te lo fa Bakayoko, che ti fa da schermo davanti alla difesa, che dà protezione, te lo fanno realmente in pochi, per restanti dei centrocampisti, no, senza nulla togliere a Demme, per carità, un ragazzo che deve crescere, può fare bene, non lo disdegno, anzi mi piace più di Lobotka Demme, pure a me. più di Lobotka. E quindi ripeto, è una partita che si prospetta un po' complicata perché c'è la voglia di aggredirsi l'uno all'altro, capito? C'è un gioco che uno vuole predominare l'altro e tocca vedere come finisce, perché uno vuole mozzicare l'altro e tocca vedere se poi ci riusciamo a mozzicare, perché siamo due squadre che insomma tendono a volersi far male, no? Appositamente, perché ovviamente le partite le vinci se fai gol, no? Se finisci 0-0. Quindi mi aspetto una grande partita, ovviamente mi aspetto un Napoli che da tutti, come tutti lo vogliono dipingere, motivato e carico per Diego Armando. Tralasciando Diego Armando, comunque sia una risposta al Napoli l'ha data già ieri sera, non serve perlomeno ripetersi, se si ripete è perché hanno voglia di riscattare quel che è stato contro il Milan. Esattamente. E ovviamente spinti anche magari dalla voglia di regalare un'ulteriore gioia anche per Armando, ma nessuno dice di no, però centrare tutto quello che sarà del Napoli domenica solo per Diego Armando mi sembra riduttivo, ma sembrerebbe riduttivo pure a lui, fondamentalmente dedicargli una vittoria solo a lui e poi che fa, ma la prossima la perdiamo perché tanto abbiamo fatto felice in 2 partite Diego Armando. Non funziona così il pallone. Sarà una partita, io ripeto, anche dal punto di vista emotivo molto sentita, perché presumo che sia la prima partita e la Roma sarà la prima squadra a giocare nello stadio Diego Armando Maradona, non più al San Paolo, allo stadio Diego Armando Maradona, quindi sarà la prima partita ufficiale per il Napoli e per la Roma nell'impianto che si chiamerà dedicato appunto a Diego Armando Maradona, quindi ci sarà tanta commozione, ci saranno ovviamente, verrà sentita come partita, non so spiegartelo, però è così, no, è chiaro. Ci sarà, capito? Perché comunque sia in quello stadio ci ha giocato lui, capito? Anche i giocatori lo conoscono tutti, chi è che non conosce? Anche se sei più piccolino e non l'hai visto, comunque sia, ti sei andato a vedere i videocassette, il film, la biografia, il libro, i documentari su YouTube, i documentari su Sky, l'hanno riempito e tappezzato Maradona di queste cose per farlo conoscere anche alla gioventù moderna. Quindi mi aspetto una grande partita, ripeto, e mi aspetto un Napoli motivato, perché la scoccia col Milan è pesante, la botta che ha preso col Milan è pesante, e però dal canto suo troverà pure la Roma che ha voglia di andare avanti in questo percorso di crescita, quindi mi aspetto di avere una bella partita. Assolutamente. Io ricordo agli amici bellini che la seconda parte, dove adesso Asso mi farà qualche domanda poi sul Napoli magari, la troverete sul suo canale, quindi grazie per l'ascolto. Da New York, Valerio Futo è tutto, grazie Asso, ci vediamo sul tuo canale per la seconda parte. Perfetto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.